Su Radio Capital quando sono le 9:16, ancora tutti ben trovati. Come vi raccontavo, partiremo da una storia che a me è piaciuta tantissimo e spero che in qualche modo piacerà anche a voi. Partiamo da una distanza 4.300 chilometri e da un tempo 84 giorni. Aggiungiamo anche un'ambientazione: boschi, strade, notti in tenda, un po' di sudore, quello ci sta, e paradisi naturali. Questo è un modo per riassumere, in estrema sintesi ovviamente, l'avventura del nostro primo ospite. È un ragazzo che viene chiamato il Forrest Gump Veneto. Lui si chiama Andrea, detto Budu, 25 anni, e la scorsa estate è partito da casa sua in Veneto ed è arrivato a Capo Nord in Norvegia in 84 giorni, percorrendo quei 4.300 chilometri di cui vi parlavo. Il tutto da solo e trainando un carrettino con l'indispensabile, cioè una tenda, un sacco a pelo, un fornelletto per riscaldarsi del cibo ovviamente, e qualche vestito, immagino, insomma davvero il minimo indispensabile. Facendo due calcoli, Budu ha percorso 50 chilometri al giorno tutti i santi giorni per questi 84 giorni. Una bellissima sfida. Ci è riuscito a portare a termine l'avventura perché in Norvegia ci è arrivato, e adesso questa storia, questa avventura verrà raccontata da un regista che ha seguito Andrea, si è interessato a lui, si è in qualche modo innamorato della storia e pensa che valga la pena far conoscere a più persone possibile questa impresa, che diverrà, con l'aiuto di tutti, un documentario. Allora, loro tra poco saranno al telefono con noi, quindi ci racconteranno il progetto un po' da entrambi i punti di vista. Adesso intervista doppia, potremmo chiamarla così, per un progetto davvero molto bello e molto importante. Da una parte il Forrest Gump Veneto, che è partito da casa sua ed è arrivato a Capo Nord in 84 giorni, dall'altra un regista che vuole raccontare questa storia. Direi però di partire con colui che ha fatto la fatica più grande, che è Andrea Budu Tognolo. Benvenuto Andrea. Grazie mille. Ciao, ti chiamo Budu o ti chiamo Andrea? Chiamami pure Budu, che tutti ormai mi chiamano così. Va bene, allora Budu, benvenuto. Allora, intanto raccontaci un po' la tua avventura, che si è conclusa bene perché sei qui a parlarne oggi. Come mai sei partito? Intanto raccontaci questo. Diciamo tutto è nato nel 2012, quando ho fatto un incidente prima calcistico e poi stradale, nel quale purtroppo ho rotto entrambe le gambe e sono rimasto allettato per 6 mesi. In quei 6 mesi ho maturato un attimino un'idea diversa del mio stile di vita futuro, e diciamo che da lì mi è scattata la molla. Ho voluto giocarmi bene il mio gettone, se così lo vogliamo chiamare, e ho cambiato alimentazione, ho cambiato stile di vita, ho iniziato a correre le ultramaratone per 2 anni circa. Poi anche nonostante le ultramaratone fossero anche importanti del campionato italiano ultra trail, non mi sono bastate per placare la mia sete di avventura, diciamo. E allora ho deciso di partire, e quindi l'anno scorso ho optato per Capo Nord, perché vengo da una famiglia di motociclisti e è una meta importantissima per tutti i motociclisti europei, e ho deciso la partenza in aprile. Ho costruito il mio fedele carrettino perché ho dovuto essere autonomo, e ho dovuto e voluto essere autonomo al 100%, e così se mi sono ritrovato il 19 aprile pronto, carico, e sono partito. E sei partito dal Veneto direzione Capo Nord, e ce l'hai fatta in 84 giorni, che insomma è una tempistica meravigliosa, fantastica, ottima. Sì, devo dire. Una cinquantina, un po' più di 50 km al giorno di media. Cioè tu è come se avessi fatto ogni giorno più di una maratona, corretto? Esatto. Pazzesco, vabbè, complimentissimi. Grazie mille. Senti, in sintesi ci puoi raccontare magari quali sono stati i momenti più belli e anche però i più difficili, le difficoltà? Sì, sicuro. Diciamo che i momenti più belli e i momenti più emozionanti li ho vissuti, se devo essere sincero, in Lapponia, perché comunque sono riuscito a rimanere per molte settimane da solo, e lì ho avuto il tempo per meditare e ritrovare l'essenza del vero viaggio avventuroso che cercavo. Mentre un aneddoto un attimino più sfortunato è stata la rottura del carretto, che davvero mi è piombata addosso inaspettata, perché avevo calcolato di tutto, dagli imprevisti economici a quelli fisici, ma non che si
si rompesse il carretto. Infatti fisicamente non ho mai ho avuto solo un mezzo acciacco, ma niente di che. E il carretto invece, caspita, la prima volta che si è rotto sono rimasto basito, e fortuna ha voluto che l'ho rotto proprio vicino alla casa di due miei amici italiani che abitano nel nord della Germania, quindi sono stato fortunatissimo, mi hanno dato una mano a riaggiustarlo. Meno male. Diciamo, quella è stata la sfortuna più grossa. Lì vi siete un po' improvvisati MacGyver, mettiamola così, sì, bravo, ce l'avete fatta. Proprio MacGyver. Senti, Andrea, anzi Budu, alla tua storia si è interessato Alberto, che è un regista che vorrebbe raccontare giustamente la tua storia. Passaci Alberto Scapin. Certo. Eccoci qua. Buongiorno Alberto, benvenuto Buongiorno. su Capital. Allora, tu intanto come hai conosciuto la storia di Budu? Allora, io ho ricevuto una segnalazione da alcuni amici che stavano seguendo sui social network il viaggio di questo ragazzo che stava andando a Capo Nord, e quindi subito mi sono fiondato a vedere di che cosa si trattava. L'ho trovato che era più o meno a metà del tragitto e ho detto: wow, questo ragazzo è veramente straordinario. Gli ho mandato un messaggio e lui qualche giorno dopo mi ha risposto dicendoci che ci saremmo incontrati al suo ritorno. Quindi è stato proprio una segnalazione di un tam tam sui social network. Ok, e tu giustamente ti sei interessato a lui e vuoi adesso raccontare la tua storia con i tuoi mezzi. Essendo tu un regista, immagino che farai un documentario su questa avventura. Noi come possiamo aiutarti a realizzare questo documentario, questo progetto? Certo, allora noi abbiamo visto il materiale raccolto da Andrea che ha scattato molte foto, ha girato molti video, e subito siamo rimasti veramente impressionati. Allora abbiamo deciso di provare questa sfida di raccontare il suo viaggio con un documentario. A tale scopo abbiamo aperto una campagna di finanziamento, di crowdfunding sul sito www.produzionidalbasso.com, e lì chiediamo un po' al popolo della rete, agli appassionati di viaggi, di avventure, di sport, di darci una mano per riuscire a mettere insieme il budget necessario per realizzare questo documentario, che è davvero il racconto di un viaggio straordinario. Assolutamente, è una bella sfida anche questa, no? Vediamo se riusciamo ad arrivare a 5.000 euro, che è una somma, devo dire, anche molto molto bassa. Entro metà novembre servirebbe l'aiuto un po' di tutti. Io ricordo produzionidalbasso.com, e il progetto si chiama The Runner Doc, e insomma si possono donare anche poco, 15 euro, quindi insomma, e ovviamente c'è tutto poi il meccanismo delle ricompense. Chi conosce il crowdfunding sa bene di cosa stiamo parlando. Veramente speriamo di arrivare alla cifra per voi desiderata. Vi faccio un grossissimo in bocca al lupo. Grazie a Andrea Budu Tognolo, e grazie ad Alberto Scapin per essere stato con noi. Buon weekend. Crepi il lupo, grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.